I lavoratori della IML di Casarza Ligure senza stipendio da metà aprile. Lo denunciano i sindacati che chiedono dialogo e prospettive e sollecitano l'intervento della politica. Domattina sciopero a partire dalle 9. Formarsi per competere è l'obiettivo di 2 corsi presentati al villaggio e destinati a formare figure professionali per Fincantieri, Siemens e altre aziende. Sono aperte le iscrizioni. Sestri Levante lancia i custodi di quartiere. Le famiglie assenatarie dei 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica alle Casette Rosse si occuperanno della cura delle aree esterne. Dare la vita a Dio genera gioia alla memoria del martirio di una giovanissima nel cuore dell'estate di Santa Margherita Ligure, celebrata con fede la festa patronale. Le parrocchie devono vivere in collaborazione con la diocesi e non fare vita a sé, così il vescovo in occasione dell'anniversario di dedicazione della cattedrale di Chiavari. Presentati gli Esculapio d'Oro 2019, premiati il medico Matteo Cavallero e tutto il gruppo infermieristico del pronto soccorso DEA di primo livello dell'ospedale di Lavagna. Venerdì la consegna. Buonasera a tutti e bentornati al telegiornale. I temi del lavoro in apertura. Intanto sciopero dei lavoratori domattina alla IML di Casarza Ligure. I dipendenti dell'azienda metalmeccanica infatti non ricevono lo stipendio da metà aprile e per il momento non sembrano esserci prospettive positive. La IML, lo ricordiamo, era stata colpita lo scorso anno da una frana che resta uno dei fattori dell'attuale crisi. Sentiamo. Mancano gli stipendi di metà aprile, tutto giugno e non ci sono certezze per i mesi di luglio e agosto. È crisi alla IML di Casarza Ligure, l'azienda che produce bulloni e lavorati in acciaio. A spiegarlo i sindacati, da giorni in campo per sollecitare la politica ad intervenire, finora però senza risultati. Un incontro era in programma lunedì a Genova con l'assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti, ma è slittato al 31 luglio. Ora sembra che anche questa data salterà. Non ricevendo risposte chiare e non vedendo prospettive, siamo costretti allo sciopero, spiega Omar Di Tullio della FIM-CISL del Tigullio. L'agitazione, promossa dall'RSU insieme a FIM-CISL e UILM, si terrà domattina 24 luglio a partire dalle 9. Sul tavolo la richiesta di un incontro con la direzione in merito alla problematica degli stipendi che preoccupa 65 lavoratori, ma il numero è più alto se si pensa all'indotto. A causare questa situazione, secondo Di Tullio, ci sarebbero vari fattori, soprattutto problemi interni all'azienda e difficoltà legate al mercato internazionale, ad esempio i dazi imposti da Trump che hanno colpito il settore della bulloneria per piattaforme offshore, causando un calo di richieste nella clientela americana della IML. Anche la frana, che nell'aprile dello scorso anno ha colpito i capannoni della Val Petronio, ha un ruolo nell'attuale crisi. La frana è ancora al suo posto, dice Di Tullio, avevano promesso aiuti ma finora non si vedono soluzioni e ci sono vari materiali da portare via. Quello che più ha colpito negativamente i sindacati però è l'assenza del dialogo con l'azienda, ma soprattutto con i vertici della politica genovese. Lunedì mattina in regione l'assessore Benveduti non si è presentato, sottolinea il sindacalista della CISL, che al tempo stesso loda la vicinanza del comune di Casarza Ligure. Dopo il caso Astore, d'altra parte, l'attenzione nei confronti della IML è dovuta per non rischiare di perdere un'altra importante azienda della Val Petronio. Continuiamo a parlare di occupazione. Una spinta importante arriva dai corsi di formazione presentati al villaggio del ragazzo. Sono 2, diretti a 15 e 17 giovani, sino ai 29 anni di età, in possesso di diploma o laurea. Le iscrizioni si ricevono al centro di San Salvatore sino al 13 e al 16 di settembre. Vediamo. Formarsi per competere, un imperativo che già da alcuni anni le organizzazioni sindacali del territorio hanno assunto come via indispensabile per poter offrire le necessarie competenze a chi è in cerca di lavoro. Bene, fare la formazione è fondamentale per il territorio, è fondamentale per i ragazzi e ovviamente per creare nel prossimo periodo, speriamo, tanti lavoratori che possano avere un lavoro di prospettiva che crei le condizioni economiche per lo sviluppo del nostro territorio. I corsi finanziati da Regione Liguria presentati al villaggio del ragazzo sono 2, puntano a formare figure professionali che possano al termine del percorso avere uno sbocco lavorativo. Le iscrizioni sono aperte da qui
a metà settembre sostanzialmente, e sono corsi che danno un'occasione concreta lavorativa ai nostri ragazzi. Uno è un corso di capobarca e quindi è legato a Fincantieri, che garantisce un'assunzione almeno del 35% degli iscritti. Poi l'esperienza ci dice che gli esiti dei corsi sono sempre al di là e al di sopra di quelle che sono le previsioni garantite dalle aziende. L'altro invece è un corso più legato a tutto il settore dell'elettronica ed elettrico, ha molte aziende alle spalle, tra cui Siemens, e l'occupazione in questo caso è oltre il 45%. L'inaugurazione al centro di San Salvatore dello sportello servizi al lavoro diventa strategica per mettere in contatto domanda e offerta, incrementando ulteriormente le possibilità di impiego per disoccupati e inoccupati. Avere uno sportello diretto che metta in contatto chi ha partecipato ad esempio a corsi di formazione con le aziende che cercano manodopera è importantissimo. Il tassello che manca quasi sempre sia nel pubblico che nel privato. Vediamo il numero esiguo di percentuale, che non in Liguria ma in tutta Italia, di contratti che vengono firmati all'interno dei centri per l'impiego, e quindi è chiaro che ogni strumento in più per favorire l'inserimento nel mondo lavorativo di chi si è già formato è uno strumento molto utile, quindi sono contento che questo avvenga qua a Villaggio del Ragazzo. Disagi in vista per chi utilizza il trasporto pubblico. Domani, 24 luglio, è in programma infatti lo sciopero nazionale di 4 ore che riguarda i lavoratori iscritti alla FILT CGIL, FIT CISL, WIL Trasporti, FAISA, CISAL e UGL. Diverse le modalità con le quali si fermeranno i lavoratori di ATP. Il personale viaggiante si asterrà dalle 10:30 alle 14:30. Per il personale biglietteria l'astensione sarà dalle 10:30 alle 14. E ora andiamo a Sestri Levante. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stati inaugurati nella zona delle Casette Rosse. Le famiglie che vi abiteranno hanno firmato un patto con il comune per la cura e la manutenzione delle aree esterne, utilizzate anche dalle altre persone del quartiere. Un punto dunque di aggregazione, di presidio sociale, ma anche di speranza per tutta la zona. Siamo andati a vedere. Sestri Levante lancia l'esperimento dei custodi di quartiere. Alle Casette Rosse sono stati inaugurati 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica ricavati dal restyling dell'intera area. La particolarità è che le famiglie assegnatarie si prenderanno cura del bene ricevuto, un presidio sociale di integrazione e di crescita e di speranza per tutto il quartiere. Daranno delle ore di volontariato ai cittadini, in quanto si occuperanno di tagliare l'erba, di aprire e chiudere i cancelli del parco e anche di partecipare alle attività del quartiere. Ci sono molti bambini che verranno a vivere qua, ci sono 5 bambini e questo ci riempie ancora più di orgoglio, perché insomma sono bimbi che avranno la possibilità di avere una casa con la loro famiglia, ma anche di vivere un'esperienza diversa di solidarietà e di socialità all'interno della comunità. L'intero lavoro di ristrutturazione delle Casette Rosse è costato 840.000 euro, una parte finanziata con contributo del bando regionale di rigenerazione urbana, l'altra con la vendita di patrimonio pubblico. Per le famiglie, individuate dai servizi sociali del comune, il contratto è di 2 anni. Diventare residenti ma anche custodi è per loro una grande e bella responsabilità. Molto bello, anche perché noi 2 abbiamo dei bambini, quindi essendo dentro un parco giochi è stupendo per loro, siamo molto contenti, sì, è un'opportunità buona. Dobbiamo fare il taglio dell'erba, chiudere e aprire i cancelli e stare molto attenti appunto alla pulizia, perché comunque fanno delle feste, dei compleanni, bisogna stare molto attenti appunto a pulire e tenere bello pulito tutta l'area qua delle Casette Rosse. L'area dispone anche di un punto d'incontro per il quartiere che sarà gestito dalle associazioni della zona. Proprio per dare la possibilità agli anziani di incontrarsi d'inverno, perché in questo momento si incontrano nel parco di là, però non hanno una struttura adeguata per poterli proteggere dalle intemperie, e poi sarà anche un punto dove faranno feste, incontri, insomma, che lo utilizzeranno come loro credono. Rimaniamo a Sestri Levante e, come sapete, dopo quasi 40 anni dall'inizio della vicenda, il Tribunale di Genova ha emesso la sentenza di primo grado in merito al contenzioso tra il Comune e i proprietari delle aree sul quale sorge il depuratore di Portobello, risalente al 1977. Il contenzioso invece risale al 1982. La Giunta Ghio intende ricorrere in appello, oltre a procedere con le pratiche per il risarcimento. Ma la questione innesca il dibattito politico. Sentiamo.
È una cifra pesante, oltre 2,5 milioni di euro. Il comune di Sestri Levante è già al lavoro per impostare un provvedimento finanziario che consenta di spalmare il rimborso in 3 annualità, sempre che venga confermato, visto che l'amministrazione intende ricorrere in appello contro la sentenza dei giorni scorsi. Per il momento sono state accantonate solo 2 tranche di soldi per un totale di 450.000 euro. L'aspetto rilevante anche di questa sentenza è che sancisce l'esito della transazione che l'amministrazione di allora nel 2000 fece con la famiglia, cioè sancisce la piena proprietà delle aree da parte del comune, e questo consente un accrescimento patrimoniale che sicuramente può avere una funzione nell'ambito di questo percorso per minimizzare gli impatti sul bilancio. La questione degli indennizi per l'area del depuratore di Portobello, con la sentenza di primo grado arrivata dopo quasi 40 anni, accende la querela politica in città. Il consigliere di minoranza Marco Conti dice che il tema era noto e già portato in consiglio comunale all'inizio dell'anno. In quanto eravamo entrati in possesso della perizia del CTU del Tribunale, che di fatto stabiliva che l'indennizzo a favore dei proprietari delle aree dove è stato all'epoca costruito il depuratore indicativamente era tra i 2,5 e i 2,7, quindi non è nulla di nuovo sotto il sole, ce lo aspettavamo, tant'è vero che noi in Consiglio Comunale avevamo sollecitato a trovare una soluzione o comunque a valutare anche le risorse che sono disponibili, perché una cifra così rischia veramente di mandare in grosse difficoltà finanziarie gli equilibri di bilancio del Comune. È ancora presto invece per parlare del futuro dell'area una volta che sarà liberata dal depuratore. Per il sindaco Ghio dovrà sorgere qualcosa di compatibile con la bellezza del luogo. Dal canto suo Conti promette di vigilare affinché in sede di trattativa con la proprietà non si concedano insediamenti o quant'altro. L'incidenza del cosiddetto lavoro sommerso in provincia di Genova è molto elevata, soprattutto nella fascia serale e notturna. A dirlo, dati alla mano, è l'Ispettorato del Lavoro. In questo periodo sono stati scoperti 9 lavoratori in nero in 2 pizzerie, 4 in un pubblico esercizio di nuova apertura. Uno di loro percepisce il reddito di cittadinanza, pertanto la violazione è stata segnalata all'INPS per la conseguente sospensione del sussidio. In entrambi i casi l'attività è stata sospesa. I controlli inoltre hanno permesso di scoprire l'esistenza di case di riposo abusive, cioè senza alcuna autorizzazione ad operare e che si avvalevano di personale in nero. Dall'inizio dell'anno sono stati individuati 187 lavoratori in nero, di cui 6 clandestini, 48 i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Saranno avviati a breve i pagamenti per gli autotrasportatori che hanno dovuto affrontare maggiori spese in seguito al crollo del Ponte Morandi. Il commissario per l'emergenza Giovanni Toti ha firmato la nota di liquidazione. Le richieste di risarcimento risultate ammissibili sono state poco meno di 900.000 per 643 imprese, sia per le missioni di viaggio portuali sia per quelle urbane e di attraversamento del nodo genovese. Verranno rimborsate oltre 624.000 missioni. Per l'anno 2018 da parte del Ministero erano stati trasferiti sulla contabilità speciale della struttura commissariale 20 milioni di euro che saranno esauriti per indennizzare tutti i richiedenti. E andiamo sul sito dell'ANSA della Liguria per una notizia che riguarda il meteo. A Genova in particolare è stata percepita una temperatura di 39 gradi e occorre adottare misure per evitare i rischi. Questo è il consiglio da parte della Regione, in particolar modo ad affermarlo è Ernesto Palummeri, coordinatore del centro di riferimento per le ondate di calore nella Regione Liguria, che lancia l'allarme soprattutto per la popolazione anziana, avvertendo di non prendere con leggerezza queste giornate in cui le temperature saranno molto elevate. E peraltro per la giornata di domani per la città di Genova è stato emesso un avviso per il caldo con il bollino di colore rosso. E ora siamo all'informazione religiosa. Un invito alla gioia ed uno all'ascolto sono scaturiti dalla festa patronale di Santa Margherita, Vergine e Martire, celebrata a Santa Margherita Ligure. A presiedere la celebrazione quest'anno il vescovo ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi. Vediamo. Santa Margherita martire, dunque testimone, ci richiama alla testimonianza quotidiana di ciascuno di noi. La morte di una giovane martire dei primi secoli del cristianesimo è al centro della festa patronale della città di Santa Margherita Ligure. Celebrata con fede ogni anno nel cuore dell'estate affollata, la memoria liturgica del martirio di Margherita di Antiochia può essere occasione di grande gioia. Lo ha spiegato nella messa solenne il vescovo ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi. Il martirio sembra una cosa triste, ma in realtà è una cosa gioiosa perché io penso, anzi anche dalla mia esperienza, che
vivere e morire per il regno di Dio sia una delle più grandi gioie che uno possa sperimentare. Sentire che Dio opera attraverso di noi, essere suoi collaboratori per costruire così la festa del suo regno, dell'amore, sia una sensazione stupenda. Ecco. La gioia è anche quella dei sammargheritesi, che hanno potuto prendere parte alla festa in una città che sta vivendo un'estate di piena vita dopo la distruzione della mareggiata di ottobre. È una grande gioia per tutti i sammargheritesi vedere una città che è riuscita a rimarginare le ferite dell'ottobre scorso e quindi festeggia questo 20 luglio con condizioni meteoclimatiche favorevoli, in una splendida giornata estiva e con la voglia e il desiderio di godere la bellezza del nostro territorio e del nostro contesto. La comunità parrocchiale ha celebrato la festa nella memoria grata dei segni lasciati dalla visita pastorale d'ambito vissuta con grande intensità in primavera. Sembra di continuare un po' quel senso di famiglia, di comunità a cui siamo chiamati a dividere e a condividere. Sì, la visita pastorale d'ambito ha lasciato questo segno appunto di una comunione che può crescere certamente nel rapporto tra noi sacerdoti, nel rapporto tra le parrocchie, ma nella nostra realtà questo è anche abbastanza possibile. Ecco. Certamente la visita del Vescovo la sentiamo ancora, ha dato uno slancio bello in questo senso. La festa è culminata con la solenne processione per le vie della città con l'arca portata a spalle e la sosta tradizionale sul lungomare per la riflessione condotta da Monsignor Anselmi, che rivolgendosi in particolare alla società civile ha invitato a mettersi in ascolto delle fatiche e delle speranze della città ed in particolare dei suoi giovani. E la Chiesa locale ha celebrato l'anniversario di dedicazione della Cattedrale di Chiavari, avvenuta nel 1894, 2 anni dopo la costituzione della diocesi. Ieri la messa, presieduta da Monsignor Tanasini, che ha invitato a recuperare il senso della Chiesa particolare. Il servizio. La cattedrale è centro e principio della vita diocesana. In occasione dell'anniversario, Monsignor Tanasini insiste sulla necessità di recuperare il senso della Chiesa particolare, la diocesi appunto, che è una porzione del popolo di Dio affidato alle cure pastorali del Vescovo. Un Vescovo che naturalmente non può essere ovunque, per questo ci sono le comunità parrocchiali, cellule della Chiesa diocesana. Di qui la prima riflessione. Le parrocchie non possono fare vita a sé, nonostante sia questo il pensiero spesso dominante. Non può essere autonoma, come tante volte, troppe volte noi lo concepiamo, una realtà che si contrappone alle altre, che prende le distanze delle altre, che afferma la propria identità nel distacco, addirittura dall'ignoranza della Chiesa diocesana. Questo non è possibile. La seconda riflessione riguarda il legame tra parrocchie e diocesi, un rapporto che va coltivato nell'animo dei fedeli e del clero, ad esempio nella celebrazione comunitaria della messa domenicale. Secondo il Vescovo deve essere favorito uno spirito di collaborazione. Bisogna avere la capacità di collaborare con la diocesi, di dare il loro apporto alla diocesi, di allargare nelle stesse comunità parrocchiali questo senso di comunione, di partecipazione, di collaborazione. E tutto questo proprio per il senso della Chiesa particolare. In conclusione, Monsignor Alberto Tanasini invita a riscoprire la bellezza e l'onore di appartenere alla Chiesa diocesana di Chiavari, di cui spesso, conclude, sembra esserci poca consapevolezza. Cambiamo tema, sono stati presentati questa mattina i vincitori del 29esimo Esculapio d'Oro assegnato dal Comitato Assistenza Malati Tigullio. Il riconoscimento quest'anno è stato assegnato allo staff del pronto soccorso DEA di primo livello di Lavagna, il medico Matteo Cavallero e tutto il gruppo infermieristico per un totale di 41 premiati. La cerimonia sarà venerdì prossimo alle ore 20 al Grand Hotel dei Castelli di Sesti Levante, ma sentiamo le motivazioni. Quest'anno il Comitato premia il pronto soccorso, possiamo dire, nella sua interezza? Sì, sono 41 persone che
a cui noi dobbiamo essere grati per il loro lavoro. Io delle volte quando sono stato spettatore, accompagnatore di persone al pronto soccorso, mi sono messo in un angolo e ho guardato, ho osservato. E se tu osservi queste cose, sembra che tu gli abbiano dato la corda, non si fermano un istante, camminano, c'è da impazzire. Sono persone superiori queste. Quanto è impegnativo lavorare al pronto soccorso? È molto impegnativo perché è un lavoro imprevedibile, continuo, è molto stressante e contemporaneamente si hanno tante persone che hanno bisogno, che potenzialmente potrebbero peggiorare, e quindi bisogna avere occhi per tutto e riuscire a stabilire delle priorità e soprattutto dare delle risposte contemporaneamente a tante persone, non è semplice. Stefano Canata non è nuovo a riconoscimenti di questo genere, in questo caso però viene premiata una squadra. Sì, è stata una sorpresa, non me l'aspettavo, ne sono enormemente felice perché vuol dire che il lavoro che stiamo svolgendo, che svolgeremo, abbiamo svolto in questi anni con enorme sacrificio e senso di responsabilità, è stato apprezzato dagli utenti e questo io ringrazio tutti di cuore. Come si affrontano le emergenze anche da un punto di vista emotivo ed umano? Ma diciamo che si affrontano poi intanto cercando di capire la persona che si ha di fronte, no? Quindi cercandola di ascoltare. Ci vuole, punto principale, la competenza, cioè essere preparati, però se il medico riesce ad avere con l'umanità quel qualcosa in più è un medico migliore secondo me, e quindi quello è fondamentale per approcciare un paziente che è critico, perché poi il pronto soccorso accoglie tutti, no? Cioè è il luogo dove a qualunque ora del giorno e della notte, qualunque problema una persona abbia, viene in pronto soccorso. Quindi credo che sia la massima espressione del rapporto medico-paziente, no? Quindi si fa così, insomma, si prova a fare così, ecco. La cronaca evade dai domiciliari, rompe il lunotto posteriore di 2 auto posteggiate accanto alla sua abitazione per rubare all'interno e fa rientro a casa. Durante il consueto controllo però i carabinieri lo trovano in stato di agitazione e con delle ferite da taglio sulle braccia e lo portano al pronto soccorso di Lavagna. È successo la scorsa notte a Gattorna, nei guai un trentenne con precedenti che si trovava ai domiciliari. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per evasione e tentato furto, dopodiché gli sono stati revocati i domiciliari e sono scattate le manette. Il giovane si trova ora nel carcere di Genova Marassi. E siamo agli appuntamenti. 5 giorni di stage dedicati alla danza con oltre 70 lezioni e maestri di fama internazionale. Il Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne ospiterà da domani e sino al 28 luglio il Chiavari Summer Dance Festival, un'occasione per gli allievi delle scuole di danza di vedere all'opera i grandi di questa disciplina. Sentiamo. 7ª edizione per l'evento che riunisce allievi delle scuole di danza provenienti da tutta Italia, consentendogli di assistere per 5 giorni a stage ed esibizioni di alcuni tra i docenti più prestigiosi in circolazione. Il programma prevede stage ogni giorno, dalle 9 alle 19, divisi in percorso street e percorso danza. Mercoledì alle ore 21 si esibisce la Zeui Dance Company. Giovedì e venerdì dalle 20 concorso di danza contemporanea, classica, moderna e fantasy. Infine domenica in piazza Gagliarda alle 21 si terrà il contest di break dance. Anche quest'anno abbiamo dei nomi fantastici sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ci sono alcune conferme rispetto all'anno scorso, quindi insegnanti che rivengono quest'anno, e altre novità come Rada Caselle, che è una ballerina fantastica nel percorso di walking e farà lezioni tutti i giorni dal mercoledì alla domenica. Conferme come Loic e Jimmy Hudat che sono venuti l'anno scorso. Ci sarà Bruce Almighty, un ballerino famosissimo di breaking che farà 2 lezioni di sabato e domenica, e poi sarà giudice del contest che ci sarà in piazza Gagliardo. E ora tutti gli altri appuntamenti per la giornata di domani, sfogliamo l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per mercoledì 24 luglio. Total White Dinner and Dance a Rapallo sul lungomare a cura del CIVE di Ascom, con cene e postazioni musicali e abbigliamento rigorosamente tutto bianco, il tutto con inizio alle 19.
La Croce Verde Chiavarese organizza la cena sotto le stelle a partire dalle 20 in via delle Vecchie Mura a Chiavari. La serata sarà lietata dalla musica dell'orchestra Diego Sanguinetti. In vista della festa di Sant'Anna, il Sestiere Cappelletta organizza a Rapallo 2 serate di gastronomia e musica. Nel piazzale del Campo Macera stand gastronomici e ballo con l'orchestra Caravel. Un grande gioco dell'oca a squadre con il Mago Joe al secolo Sergio D'Urso si terrà alle 20:30 ai giardini pubblici di Via Piani a Carasco. Sarà attivo il servizio bar. Torna Chiavari Summer Dance Festival, 5 giorni di stage al Palazzetto dello Sport per un totale di 70 lezioni con insegnanti d'eccezione. Sempre al Palazzetto si terrà il gara d'apertura in programma mercoledì sera alle 21 con lo spettacolo della compagnia Zewi Dance Company. Nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante a partire dalle 21:15 concerto della Filarmonica di Milano La Fil con musiche di Vivaldi, Beethoven e Haydn. Nell'ambito della rassegna Da Sestri al Mondo, dal Mondo a Sestri, a Palazzo Fasce di Sestri Levante Giampaolo Ferrari presenterà Il lungo viaggio verso casa, racconto introspettivo di viaggi portati a termine con i mezzi più disparati a partire dalle 21. Il Festival in una notte d'estate di Lunaria Teatro propone a Sestri Levante Non una di meno, testo di Manlio Marinelli tratto dalle Troiane di Euripide. Un incontro fra drammaturgia classica e teatro contemporaneo in scena alle 21:30 all'Arena Conchiglia. Concludiamo con una breve notizia di sport, di calcio. La Virtus Entella ha acquisito a titolo temporaneo il portiere Nikita Contini, ucraino classe 1996 che arriva dal Napoli. Lo scorso anno ha giocato nel Siena, ma in passato ha indossato le maglie di altre squadre come Spal, Carrarese e Taranto. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo domattina con la nostra rassegna stampa. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.